benvenuti, oggi è mercoledì 20 settembre 2023. Il sole sorge alle 6:46 e tramonta alle 19. La luna sorge all'1:01 e cala alle 16:28. Oggi è il giorno di Santa Candida. Il nome Candida deriva dal latino e significa naturalmente bianca, smagliante. Il suo numero fortunato è il 5, il colore il giallo, la pietra la pirite e il metallo l'argento. Il protagonista delle vostre giornate è sempre lui, il mal di testa, vero? Ecco, per fortuna esistono ottimi rimedi della nonna per avere sollievo dal dolore a partire dall'alimentazione, che gioca un ruolo decisivo sia nella gestione del mal di testa quando si presenta, sia nella sua prevenzione. Tra i cibi che aiutano a proteggersi dalla cefalea spiccano pane, pasta, riso, frutta e verdura freschi e legumi, soprattutto le lenticchie. Compie oggi 89 anni un mito del cinema italiano e non, Sophia Loren. Già agli inizi degli anni 50 si impone tra le stelle del cinema grazie ai ruoli in commedie come Pane e Amore e in film hollywoodiani. Viene diretta nel 1960 da Vittorio De Sica ne La Ciociara, che la porta all'Oscar, il primo a un'attrice italiana per un film italiano. Nel 1991 le viene assegnata la statuetta onoraria. Altri suoi film che hanno fatto la storia del nostro cinema sono Una giornata particolare, Ieri, oggi, domani e Il matrimonio all'italiana. Festeggia invece 73 anni Loredana Bertè, una delle voci più graffianti della musica italiana, sorella minore di Mia Martini, famosa per i suoi comportamenti sempre sopra le righe. Il suo album Traslocando del 1982 viene inserito dalla rivista Rolling Stone al numero 24 tra i 100 migliori dischi italiani della storia. Tra i suoi successi ricordiamo E la luna bussò, Non sono una signora e In alto mare. Infine spegne a 48 anni Asia Argento, attrice, regista, cantante, attiva sia nel cinema italiano sia in quello internazionale. Figlia del maestro dell'horror Dario, è stata protagonista di Perdiamoci di vista e ha diretto Scarlet Diva. Nel 2007 a Cannes ha suscitato clamore una scena del film Go Go Tales in cui bacia in bocca con molta passione un Rottweiler. Erano le 9 del mattino quando l'artiglieria dell'esercito italiano, con a capo il generale Raffaele Cadorna, riuscì ad aprirsi una breccia nelle mura di Roma, vicino Porta Pia. L'evento fu fondamentale per completare l'unità d'Italia, decretando la caduta definitiva del potere temporale dei papi. Bellezza fa spesso rima con freschezza, ecco perché è importante rinfrescare il proprio viso, collo e décolleté durante il giorno. Per farlo vi basterà utilizzare un po' di acqua fresca o spruzzare direttamente sul volto un po' di acqua di rose, perfetta per tonificare la pelle, o di camomilla o lavanda per purificare la cute e calmare i rossori. Siete pronti adesso a scoprire cosa riservano le stelle per noi? C'è l'oroscopo di Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna completerà il suo soggiorno in Scorpione formando tantissimi aspetti e regalando quindi agli 12 tutta una serie di gradazioni emozionali molto interessanti. Scopriamo come e perché. Ariete. Il vostro cielo oggi prevede una certa stanchezza, anche se risolutiva. In serata infatti vi sentirete più leggeri proprio perché sentirete che il periodaggio o le sollecitazioni che gravavano su di voi adesso sono finalmente finite. Toro. Oggi è l'ultimo giorno della Luna in opposizione, quindi se siete riusciti a organizzarvi bene, riuscirete comunque a mettere al sicuro qualcosa di importante per voi, anche perché nella prossima fase della settimana inizierà una certa proceduralità, quindi oggi è un giorno prezioso da sfruttare al massimo. Gemelli, la Luna oggi non vi tange molto, anche se crea tanti reticolati di aspetti, eppure voi state a guardare e a osservare perché siete convinti di aver trovato una direzione nuova in mezzo a tante, un po' più distratti, un po' più in fuga dalla realtà, ma sempre simpatici e soprattutto sensuali.
Cancro, la giornata di oggi prevede una luna che vi regala gli ultimi sprazzi di energia positiva e a voi armonica ed ecco finalmente arrivare la bella notizia che aspettavate. Affettivamente in famiglia potrebbero esserci dei festeggiamenti e anche se dovrete un po' contenere gli entusiasmi perché ultimamente siete un po' incontrollabili emozionalmente, sicuramente oggi è un giorno di grande gioia. Leone, la giornata di oggi segna la fine di queste quadrature e quindi bisticci tra le signore dello zodiaco, ovvero tra Venere e la Luna. Quindi si ritorna un po' nei ranghi, accettando anche i limiti di un rapporto e dialogando anche un po' filosoficamente su tutta una serie di dinamiche che riguardano voi ed il partner. Vergine, a proposito di filosofia, ecco che l'ultimo passaggio della Luna in Scorpione vi regala una grandissima opportunità assolutamente da cogliere al volo e da sfruttare, quindi non ragionateci troppo su e se potete fuggire un po' dal quotidiano fatelo con molta leggerezza. Bilancia, giornata interessantissima per quello che riguarda un appuntamento importante ed ecco che la serietà di cui vi dovrete vestire la mattina cede il posto invece ad una serata dinamica e frizzante. Sta per arrivare il vostro momento. Scorpione, la giornata di oggi è molto complessa, un trigono dalla Luna con Nettuno, un sestile con il Sole, una quadratura con Venere, una doppia opposizione Giove-Urano. Oggi è di tutto e di più per voi, ma potrebbe essere la giornata della svolta, in cui finalmente avrete le prove tangibili che il brutto periodo è finalmente finito. Sagittario, giornata molto interessante in quanto si attenueranno di molto le ostilità su Giove da parte della Luna e la Luna tarda notte entrerà nei vostri gradi allietandovi, ammorbidendovi e regalandovi dei sogni veramente molto importanti. Capricorno, giornata molto bella per voi, è l'ultimo giorno in cui la Luna vi può dare l'occasione di mettere le cose a posto. Emozionalmente c'è qualcosa di segreto nei vostri sentimenti che sembra sempre più motivarvi e centrarvi. Siete felici dei rapporti che avete finalmente costruito. Adesso una nuova brillante occasione lavorativa sta per fare capolino. Acquario, a proposito di lavoro, sempre più indaffarati e sempre più richiesti. La Luna finalmente in serata smetterà di farvi gli specchi, anche l'umore tornerà a posto. Una sorpresa organizzata magari dagli amici vi potrebbe molto stupire e stasera è un'ottima serata per fare un incontro speciale o per essere un po' più magnetici del solito. Pesci. Oggi la Luna finirà di regalarvi il suo sostegno, quindi è una giornata da utilizzare appieno senza perderne neanche un istante. Cercate comunque di essere puntuali in famiglia e al lavoro, poiché il tempo è e rimane il vostro unico problema. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. La senatrice Lina Merlin, partigiana insegnante, fu la prima firmataria del testo. La legge che prese il suo nome entrò in vigore il 20 settembre del 1958, imponendo la chiusura delle case di tolleranza in Italia. L'obiettivo era quello di fermare il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. Io sono sempre stata vivace e da piccola mi capitava spesso di ritrovarmi nei guai e sperare di non essere beccata dai miei genitori. In inglese si utilizza l'espressione high and dry, la traduzione letterale alto e secco non ci dice nulla. In realtà però questa espressione indica quelle situazioni in cui non sai proprio come uscire dai pasticci. Vi siete persi le ultime puntate del Manacco? Non preoccupatevi, potete sempre recuperare ogni episodio direttamente su YouTube al canale Sicilia Play. Se fosse nato qualche decennio prima, forse l'America l'avrebbe scoperta lui.
Anche Magellano, come Colombo, aveva la passione per il viaggio e la scoperta e grazie al supporto di Carlo V di Spagna, il 20 settembre 1519 parte per raggiungere le favolose Isole delle Spezie. Partito con 5 navi e 237 uomini, Magellano riesce a completare l'impresa solo con Vittoria, l'unica nave superstite, e 18 sopravvissuti. La prima circumnavigazione della Terra è compiuta. Nel resoconto c'è tutto lo stupore per le scoperte avvenute, nuove forme vegetali, animali mai visti e infine la scoperta più importante, la prova che la Terra è rotonda. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il vestito di una donna dovrebbe essere come un reticolato, ovvero servire allo scopo ma non ostruire alla visuale. Arrivederci a domani, un bacio dalla vostra Naomi.